È ricoverato in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'alpinista cinquantenne di Mirano Venezia precipitato dopo le 13 dal Monte Cornetto nella catena del Sengio Alto delle Piccole Dolomiti. È caduto nel vuoto per 15 metri mentre si trovava in cordata con un compagno sullo spigolo Noaro. È stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza di Verona per i politraumatismi riportati. La prognosi è riservata. Questi incidenti possono capitare anche a alpinisti esperti. C'è sempre un margine di rischio che chi va in montagna deve accettare per forza. Parlo di fatalità perché il tempo era buono, le condizioni meteo quindi consentivano, anche se con l'aumento della temperatura ci sono le nuvole, quindi la visibilità cala, ma questo fa parte del gioco delle Piccole Dolomiti. Un incidente è avvenuto sempre a Valle del Pasubio, poco lontano dal luogo della tragedia, dove 48 ore prima hanno trovato la morte Sofia Dalle Nogare e Giosuè Baldissera. La via che possiamo vedere anche qui rappresentata col schizzo di colore arancione è considerata tra le più sicure del massiccio e ripeto, la consideriamo una tragica fatalità quella che ha colpito i due giovani. Stavano facendo la Boschetti di Zaltron e probabilmente avevano superato questa area, questo traverso, probabilmente sono caduti in questa zona. Il ripetersi di questi eventi riporta drammaticamente d'attualità la pericolosità delle vie alpinistiche del massiccio, che richiedono particolari attenzioni anche ai più esperti. Chi passa dalla falesia all'ambiente di montagna, che noi chiamiamo ambiente di avventura, non è solo un problema di grado. Il grado è un elemento da considerare, ma bisogna considerare dove passano le vie, la capacità di individuare la chiodatura, il fatto di tastare la roccia, perché come sappiamo nelle Piccole Dolomiti non sempre è solida e quindi bisogna tastare e muoversi con prudenza.